Perché i serpenti non è che si ritrovano nella foresta. No, 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 si ritrovano qua proprio nelle case. Allora, vediamo un po' quello che facciamo. Allora, pensiamo come riusciamo a bloccare quello stronzetto là sopra. Intanto vediamo un po' di attirarlo. Qua c'è una bella gallina. Non è che la gallina può uccidere qualcuno, no? Non mi risulta che le galline sono assassine. Boh, vedremo. Avanti, vieni qui, amico mio. L'ha sentito? Mamma mia. Mi devo procurare qualcosa col silenziatore, ragazzi, perché proprio così col coltello siamo proprio rustici, preistorici, mamma mia. Neanche se fossimo veramente nel paleolitico. Ne arrivano due. Ne arrivano due, ragazzi. Qua ci sono soldi, però, molto importanti. No, ho sbagliato tasto. Mannaggia. Avanti, galline assassine, fate il vostro dovere. Facciamo avanzare questo stronzetto qui. Avanti, vieni, amico. Eccolo qua, meno male che abbiamo questa fotocamera reflex. Ehi, devi venire qui. Bene. Fatti oh, qua c'è una bella bottiglia di gin, ragazzi. Magari ce la possiamo scolare in 2 secondi. Tranquilla, amico, nessuno ti fa uscire di testa. Fatti qualche altro passo in avanti in modo tale che io ti posso fare lo scalpo in quella bella testa pelata che hai. Sto zuccone qui. Vieni qua, bello. Avanti. Ole. Mamma mia. Abbiamo proprio un'abilità di scannare le persone unica. Cioè, facciamo un salto di 5 metri. Ne avrà preso di Assassin's Creed il nostro amico, Altair. Ok, qua dentro può andare bene. C'è qualcosa di importante? Che cos'hai nel corpo, amico mio? Nelle tasche c'è qualcosa di importante? 5 dollari. Non valeva neanche la pena scannarti. Ok, là sotto ce n'è un altro, ragazzi. Vediamo se la gallina può distrarlo, fare qualcosa, mettersi a rompergli le scatole, ma... Che cacchio è questo odore? Ah, lo dice a me. Mezzo villaggio qua urina nelle baracche. Dice che cos'è questo odore, eh? Intelligente il nostro amico. Allora, dobbiamo condurlo, ragazzi, magari qui dentro. Perfetto. Oh, un RPG, ragazzi. Vediamo adesso di prenderlo, fare un po' di casino. Attenzione. Cosa c'è qua? Ma sono degli ubriaconi anche questi. Ci credo che urinano ogni 2 o 3. Guardate qua, bottiglie di vodka, di gin, di tutto. Che hai visto? Galline ci sono. Trovate chi è stato! A fare che cosa? Stavolta corpi in giro non ne ho lasciati. Non vedo l'ora di fare il culo a Questo qua, ragazzi, mi sembra molto impaurito. Guardate un po' sotto che si gira intorno a sé con sto fucile, guarda. Mamma mia, questo mi sa che ci creerà qualche problemino. Trovate chi è stato! Oh, ma chi è stato a fare cosa? Qua devi venire, maledetto. Ti troverò! Fotte sega di chi sei! Attenzione. Dov'è Qua sto sono... Ma stronzo? se magari Dov'è? entri, amico mio, perché vuoi sapere? Vai a vedere, no? Vuoi fare? Infatti, eccolo. Eccolo, prendiamolo. Vieni qua, bello. Ok, perfetto, il tuo corpo ci può essere molto utile. Buttiamolo qui dentro, ragazzi. Spero di essere entrato nella porta giusta. Dannazione. Ops, ho sbagliato. Maledizione. Prendiamo. Vediamo cosa ha intorno. Bene. Altri 6 dollari molto utili. Ce la stiamo proprio facendo. Oh, un serpente! Ah, una corda era, ragazzi. Proprio ora mi sta venendo pure la fobia dei serpenti. Perché vi ricordate nei primi gameplay mi saltavano i cobra addosso come niente? Adesso dobbiamo stare molto molto attenti. Ok, procediamo sempre con calma. Una gallina lì c'è. Bellissimo. Sarebbe troppo bello se un serpente si mangia proprio una gallina con un morso intero. Vediamo un po'. Allora, analizziamo la situazione. Qua sopra ce n'è uno, ragazzi. Quindi può essere anche un problema. E diamo un'occhiata. Che cos'è quello? Oddio, questo non l'abbiamo segnalato. Ce ne deve essere uno qui in terra. Questo qua è il fighetto della situazione, ragazzi, il bulletto. Questi due mi sa che li dobbiamo far fuori col fucile, perché no, è davvero molto dura ucciderli col coltello. Tanto il nostro amico là sopra si sta guardando il panorama. Non so se riesco a salire da questa scogliera, quindi mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte. Magari nuotando, ragazzi. Ok, quello mi può creare qualche problema là sopra, quindi con molta calma. Calma. Perfetto. Bene. Ok, vediamo un po' come passare, ragazzi. Oh! Che fortuna, ragazzi. Meno male che sono mezzi ciechi questi qui. Passiamo dall'altro lato, ragazzi. Oddio! Oddio, 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 mi ha visto. Nuotiamo nell'acqua bassa. Manco mezzo centimetro e dobbiamo nuotare così bassi. Ok, con calma. Dobbiamo trovare il modo per scannarlo nella maniera adeguata. Ok, dobbiamo uccidere il secondino, lo so, però nella maniera adeguata. Non possiamo presentarci lì con un mitra e spararglielo tutto in testa. Ah, ecco, guardate un po' che intelligente il nostro amico. È andato addirittura a vedere lì intorno che cosa ci fosse. Ok, vediamo. Oh, ma avevo proprio la paura di trovarmi un serpente in faccia, perché qua... la gallinella. Guardate che figa. Ok, vediamo, andiamo con calma in avanti. Nascondiamoci dentro questa specie di muretto di C4. Che cos'è questo? Qua ci sarà una specie di caverna. Non voglio entrare nelle caverne, ragazzi, lasciamole perdere. Ok, procediamo dritto. Meno male che non ci hanno visto. Bene.
Perfetto, ok. Possiamo andare in completo silenzio là sotto. Magari distraiamo il nostro amico con un sasso lontano, scanniamo il nostro secondino e ce ne andiamo. Poi rimarranno come tanti stupidi in avanti. Ok, un bel sasso là sotto. Bene, andiamo. Andate. Procedete. Vieni qua, bello. No, 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 no. È sceso pure lo stronzo. Eccolo che sta arrivando, ragazzi, è solo, isolato. Vai in avanti. Vai. Qua mi scoprono se non vai in avanti. Presto. Là sotto. Bravo, amico mio, suda, L'ho suda. sentito da qua. Prendiamolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Presto, presto, via di qui. Via, via. Via di qui, ragazzi. Ah, prendiamo la chiave. Dov'è la chiave del nostro amico? Chiave. Oggetto della cella. Dov'è la cella? No, temevo che l'avrebbero detto. Dove No! stanno girando i video per i riscatti? Non fatelo entrare. Ci hanno visto. Ah, crepa. Fucile a pompa. Oddio, ragazzi, ci hanno scoperto. Stanno facendo fuoco. Nascondiamoci, con altri nella grotta. Maledetto. Crepa, brutto stronzo. Ah, che brutto, ragazzi. Sembra uno di Aliens vs Predator. Oddio. Stanno uscendo a volontà, ragazzi. Make ready, fire. Fuoco di soppressione. Dannazione. Oddio. Hanno il fucile a pompa. Ah, crepa. Benissimo, questi sono molto più duri del solito, ragazzi. Abbiamo fatto tutte le belle azioni stealth, solo che poi ci è spuntato qua un cannibale. Oddio, prendiamoci questa bella doppietta. Oh, dannazione, sbaglio sempre. Oh, le 6 colpi, fucile da caccia. Benissimo, andiamo avanti. Vabbè, ma se qua si è accampato qualcuno, ragazzi, sicuramente avranno già disinfestato la grotta, quindi non ci sono problemi. Attenzione col nostro bel... Lisa! Vieni qui, Lisa Simpson, dove sei, amica mia? Ok, ragazzi, attenzione, qua è pieno bruca di stronzetti. Ai, ci hanno ferito. Dannazione. Oh, no, 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 i colpi attraversano la lastra in ferro. Ce ne sono 3 là sotto. Dannazione. Il nostro bel fucilone siciliano, non so se ce la farà. Attenzione. Crepa, brutto stronzo. Dannazione, ha una dispersione delle cartucce enorme. Eccoli lì, crepate. Oh, una granata! No, ai, 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 ai. Il culo mi sta scoppiettando. Presto. Ah, benissimo. Ricarichiamo, ottimo. Abbiamo 4 colpi, maledetti, sono armati fino ai denti. Ce l'ho pure io una granata però, no? Che ti pare che solo voi siete civilizzati? Crepate, brutti stronzi. Vieni qua. È difficile però, ragazzi, combattere contro questi stronzi. Dannazione, abbiamo finito i colpi. Via. Ai, ai, ai. Oddio. Meno male che abbiamo anche qualche altra benda qui intorno. Benissimo. Vediamo se possiamo prendere il nostro bella K47. Non ce la facciamo se no, ragazzi. Dannazione, vieni qua. Abbiamo la bella arma di John Rambo. Dove sei? Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Attenzione, ragazzi, avanziamo con il nostro bel fucilone. Ok, usa la chiave per esplorare la prigione. Ce n'è un altro. Lisa. Cristo. Vieni qua. Dove vuoi andare? Ci stava cercando dalla parte sbagliata, ragazzi. Ce n'è un altro. Fuoco. Sto indiano di merda. Ok. Si sta ancora lamentando. Ah, un bel kit medico. Denaro. Munizioni shotgun. Non ci serve lo shotgun. Il nostro K47 può essere migliore in questi casi. Ok, benissimo. Oddio, ragazzi, una grotta. Arrivo! Ah, Lisa, stiamo arrivando. C'è qui Milaus, ti vuole salvare. Però prima dobbiamo farci i nostri comodi. C'è qualche soldino, denaro. Ottimo, qua altri soldi. Ok, portafoglio pieno, benissimo, siamo ricchi, straricchi. Cosa c'è qui? Oddio. Che cosa? Oddio. Una tigre! Oddio, ragazzi. Tarzan in persona siamo. Che stanno facendo qua? Stanno girando un video. No, ti prego, no, Ti salviamo. mamma, Ti salvo io. Dove sei? Oh! voglio Ah! 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 Brutto stronzo! Dannazione, ragazzi, ci hanno fatto secchi! E io proprio che giravo con calma. Vediamo che è successo. Maledetto! Chi ti ha tatuato? Eh?
Ti ho fatto una domanda, chi è stato? Ah? È stata Sita? È stata mia sorella? Ah? Ti credi uno di noi? Pensi di essere come me? Eh? Al bamboccio americano la giungla glielo fa venire duro. Ficcherò un proiettile dritto nella testa di mia sorella. Come con tuo fratello Grant. Fottiti. Sei arrabbiato, Jason. Tu sei furioso. Ok, lo capisco. Sì, sì. Senza famiglia, che cosa cazzo siamo? Un tempo avrei fatto di tutto per mia sorella. La prima volta che ho ucciso è stato per lei. Ma non era abbastanza per lei. No, 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 dai! Lo sai qual è il problema degli affetti, vero? I cazzutissimi affetti! Arrivano e te lo tirano nel culo ogni volta! E allora mi dicono, Vas! A chi cazzo tocca adesso? A loro o a noi? Noi o a loro? Come? Ecco come se fossi sempre costretto a una cazzo di scelta. Comunque questo accendino fa davvero schifo. Lo sai, ti rovino la poesia. È un vero peccato che Sitra ti abbia tatuato, perché ora per ucciderti bisogna cancellarti. Shh, va tutto bene. Non piangere. È ok. Jason, te lo giuro su Dio. È davvero bello che tu sia pronto a morire per la tua amata. Dannazione! No, no! Ai! E quanto pesiamo, ragazzi? Abbiamo buttato a terra un pavimento. Oh! Presto, ragazzi! Rialziamoci, ci sta crollando tutto di sopra! Maledizione! Forza, tirati su, Jason! Presto, andiamocene via! Lisa! Via di qui! Checkpoint raggiunto, mamma mia, vediamo un po'. 3 minuti? Oddio! Dove sei? Arriviamo! Sto arrivando! Sta arrivando Milaus, cara mia amica Lisa. Oddio, il fuoco! Dannazione! Oh no, qui viene giù tutto! Meno male che c'è un po' d'acqua. 2 minuti e 46 prima che crolli tutto. Dannazione! Ops! Mamma mia! Devo sparare! I tubi! Presto! Maledizione, voglio passare! Mamma mia, del fumo qui intorno! Maledetto Vas! Dannazione! Stiamo andando a fuoco! Dannazione! Ah, meno male che avevamo una bella siringa. Andiamocene via di qui! Presto! Ah, aria aperta, finalmente un po' di ossigeno. Ok, via di qui, attenzione, un kit medico, ottimo, procediamo. Dannazione! La porta! Ah, un bel colpo di macete, forza! Andiamocene via di qui! Presto, procediamo! Avanti, amico mio! Ce la facciamo! Sta crollando giù tutto! Oddio! Presto! Vieni qua, amica mia! Fai un bel salto, Jason! Attenzione, non adesso le vertigini! Non di là! Assolutamente no! Ah, ce l'abbiamo fatta! Altri tubi! Presto! Avanti! Maledetto Vas! Vediamo di scappare, ragazzi! Cosa c'è qui intorno? Ok! Non ce la faccio più con questo caldo! E immagino! Avanti! Oddio, sta saltando tutto in aria! Mamma mia! Proviamo di qui! Avanti, abbiamo ancora un minuto! Oddio! Oddio! Saliamo! Facciamo un po' di Tarzan! Un altro minuto e 28, ragazzi! Sta scadendo il tempo! Stai calma, Lisa, arrivo! Tranquilla, sono qui! Oh mio Sta Dio! ferma. Hanno preso Oliver! Hanno preso Oliver! Adesso non possiamo farci niente. Ok, dai, ho un'idea. Ok. Oh no, non ce la faccio! È l'unica via d'uscita. Andiamo! Oh mio Dio! Penso di sì. Là, prendiamo il pick-up. È allo scoperto! Vado a prenderlo! Distruggete l'auto! Lisa, guida tu! Cosa? Guida! Ok. Mirate al serbatoio!
Beh, parti, maledizione! Dannazione! Forza! Spingiamo, ragazzi! Un po' di olio di gomito! Andiamo, Jason! Avanti! Come se spingessimo una barca! Ci inseguono? È partita? Maledetto furgone degli anni 50! Mamma mia! Wow! Hai visto l'esplosione? Maledetti! La K47! Preso! Venite qua, belli! Un lanciagranate di ottima categoria, eh? È il bello che non abbiamo molta vita, ragazzi, eh? Vediamo di andare molto più veloce di così. Chissà che arma è. Oddio! Un pazzo! Mamma mia, che volo gli abbiamo fatto fare. Dirigiamo il traffico. Vieni qua, bello. L'abbiamo mancato! Dannazione! Crepa, brutto stronzo. Curiamoci, ragazzi, che ci sta rincorrendo. Veloce! Ah! Crepa! Facendo? Gli stai sparando, Jason! Certo! Vediamo un po' se riusciamo a ricaricare. Col volante! Attenzione! Non mi aiuti! Oddio, non è che ci seguono con gli aerei, ragazzi. Ho sentito qualcosa del genere. Non è un aereo, è uno stronzetto. Vai dritta! Non l'ho colpito, ragazzi, ne abbiamo solo altri 3 di colpi. Concentrarmi, sì. Perfetto. Dannazione, sto per morire. Maledizione. Ce l'abbiamo fatta. Oh no, dannazione. Che cos'è? Ah! Puoi guidare tu! Ricarichiamo velocemente. Ma quanto è lunga questa strada davanti a noi? Meno male che abbiamo le munizioni illimitate. Ok, ancora più veloce, amica mia, con questo bel pick up degli anni 50. Che cosa succede? Veloce! Veloce! Ancora? Siamo fuori strada! Maledizione, ci seguono nuovamente. Un altro furgoncino. Ah! Curiamoci, forza Jason. Ah! Perfetto, dobbiamo recuperare qualche altra fogliolina. Vai! Che è successo? È morto! Gira la chiave! Premi il pedale! Attenzione. Non... E cosa vorrebbe dire? No! Ah! Lisa! Maledizione, ragazzi! Meno male che abbiamo salvato. Davanti a noi! Jason, davanti! Presto! Un bella K47! Dai! Crepate, brutti stronzi! Dannazione! Ok, sono! Crepa! Via, via! Curiamoci! A zigzag! A zigzag! Cosa? Crepa, brutto stronzo, ragazzi! Ci stanno imbevendo proprio di pallottole! Preseremo almeno 50 kg in più con tutto questo piombo in corpo. Ah! Leviamoci le pallottole addirittura con i denti. È diventato John Rambo questo ragazzone. Più veloce! Veloce! Presto, via di qui! Sì, cazzo! Quelle merde non hanno fatto in tempo a dire... Mamma mia! Ah, ce l'abbiamo fatta! Rischiare di morire o di essere venduti come schiavi ti diverte? Ehi, Lisa, calmati. Questo è un incubo! Ok, senti, ce la faremo. Sai dove hanno portato gli altri? Hanno portato Oliver in un posto chiamato il bunker, ma non so di Kit e Daisy. E Riley? Di Riley e Grant non so nulla. Grant è morto. Oh, Jason, mi dispiace. Ma ho trovato Daisy. Troverò gli altri. Lei dov'è? In un posto sicuro. Ti ci Ok. porto. Benissimo, ragazzi! Daisy mi ha detto che è in una grotta sotto la casa. Ok, trova la grotta, ci avventuriamo verso un nuovo capitolo della nostra storia, a quanto pare. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate del gameplay o magari appunto della serie che stiamo affrontando. Quindi tramite una vostra opinione, quindi un vostro parere, magari espresso tramite un voto oppure un commento. Ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti!